Ben ritrovati all'Arsenale Porta il Cinema in Salotto, rassegna cinematografica promossa dal Cineclub Arsenale sul portale arsenalecinema.com. Da un po' di giorni, oltre a proporre del buon cinema direttamente a casa vostra, stiamo esplorando il mondo del cinema attraverso incontri con ospiti e con i protagonisti del mondo della settima arte. Oggi abbiamo il piacere di dialogare con Gianfranco Pannone, documentarista, regista. Grazie Gianfranco per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, eccoci Ed è un'occasione, come dire, speciale perché con te oggi abbiamo modo di raccontare un po' quella che è la figura di un grandissimo intellettuale, prima che regista, prima che commediografo, perché veramente quella che è stato Ugo Gregoretti è una figura per il mondo della cultura a tutto tondo. Siamo quasi a un anno dalla sua scomparsa, è un piacere poterlo raccontare attraverso un bel documentario che ci hai dato la possibilità di vedere, che è con Ugo e che è disponibile ancora per qualche giorno. Sì. E, come dire, io partirei subito da un dato. Ugo Gregoretti, per chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di amarlo, è stato un grandissimo anticipatore dei tempi, ma soprattutto narratore della sua realtà. E questi giorni forse, no, avrebbe saputo con la sua ironia raccontarli veramente molto bene. Ecco, che ne pensi? Ma guarda, ti dirò, non so se sì, avrebbe anche utilizzato il suo umorismo proverbiale, però sai, in questo momento a fianco a me c'è la diretta di Papa Francesco a San Pietro. Io Sì. sono molto colpito, molto scosso a vedere questa piazza vuota, Francesco che prega per tutti noi. Non so come avrebbe reagito Ugo. Probabilmente questo è anche un momento un po' invece di opportuna gravitas. Il suo umorismo l'avrebbe un po' mitigato. Magari la sera davanti a un bicchiere di vino, sì. Adesso è curioso, andare in parallelo con questa diretta mondiale in cui appunto è prossima la benedizione del Papa. Fa un grande effetto, ci si sente dentro la storia e allo stesso tempo si pensa tanto, si riflette tanto. Credo che Ugo abbia vissuto qualcosa di analogo all'interno della guerra, che certo era ben più grave, c'erano i morti, c'era la miseria, c'era la fame, noi stiamo a calduccio nelle nostre case, però come tensione che non è solo tensione di paura, ma tensione anche morale, desiderio di interrogarsi, non siamo molto lontani, stiamo dentro la storia, amici, siamo proprio dentro la storia. Questa cosa mi fa un effetto enorme, sì, penso a Ugo più con una gravitas in questo momento piuttosto che con un umorismo. Allora, il documentario si apre subito con una parola che secondo me è giusta, che è pedagogo. Lui dice, Sì. chi mi riconosce per strada, chi mi saluta, utilizza quel termine rispetto a regista, perché dice regista io lo trovo anche un po' stronzo. Allora, io ricordo una cosa che mi successe anni fa. Ero al Magna Grecia Film Festival, un festival che si tiene ormai da tanti anni giù in Calabria, e quella sera sul palcoscenico c'era lui, Citto Maselli, Ettore Scola e Mario Monicelli, e Gianvito Casadonte, il direttore artistico, li presentò e disse: avete il piacere e l'onore di vedere 4 maestri. Quando passò la parola a Gregoretti, lui disse 3 maestri e mezzo. Allora, come mai, secondo te, in tutta la sua carriera, questa parola, questo concetto di regista, lui lo ha rifiutato, o comunque no, non ci si è sentito dentro, nonostante tutto quello che nella storia del cinema lui abbia fatto? Ma sai, Ugo in quel momento era anche affettuosamente, amichevolmente polemico con i suoi colleghi, perché lui ha pagato per anni l'aver fatto televisione. Lo dice anche nel documentario che appunto è disponibile sul vostro sito, con Ugo. Sì, c'è un qualcosa, non si sentiva compreso. All'epoca, parliamo degli anni 60, gli anni 70, la televisione era considerato qualcosa di serie B rispetto al cinema.
E Ugo aveva in qualche modo spaziato sia attraverso il cinema che la televisione, per alcuni anche con un poco di eccesso di disinvoltura, che oggi è più difficile capire, viviamo in una società più contaminata, ma all'epoca aveva un peso che lui sentiva forte anche entro l'ANAC, quindi lo sentiva anche da parte di Citto Maselli, anche da parte di Ettore Scola, che peraltro erano persone con cui condivideva anche una militanza politica, insomma, erano legati tutti quanti al Partito Comunista, alla sinistra storica, però questa cosa la sentiva e quindi lui giocava d'anticipo per certi versi e con il suo consueto umorismo dice no, io sono mezzo autore, insomma, e ci scherzava su molto molto volentieri. Quando vedeva troppa retorica Ugo faceva un passo indietro, insomma, e quindi fa parte questo episodio di tanti altri episodi che in qualche modo lo rendono una persona non solo di grande umorismo, ma anche capace di ridimensionarsi rispetto agli eccessi di io, no? Rispetto ai narcisismi che accompagnano spesso il mondo dello spettacolo. Allora, c'è un concetto che mi piace esplorare proprio partendo sempre dal tuo documentario, ovvero la parola. Mi ha molto divertito il momento in cui lui ti recita a memoria la sua poesia sullo share, ed è uno dei tanti calembur a cui siamo stati abituati, no? A lui piaceva molto giocare con la parola. E per tutto il lavoro che Gregoretti ha fatto, soprattutto attraverso il piccolo schermo, la parola è stata sempre al centro. Oggi viviamo momenti in cui, come dire, un mondo in cui penso ai social, in cui la parola a volte viene come dire, accorciata, storpiata, addirittura anche nel linguaggio politico, e soprattutto siamo devastati dall'immagine, sovrastati dall'immagine. Ecco, mi piacerebbe riflettere con te proprio sul valore che Ugo dava al concetto proprio della parola. Ma sai, secondo me Ugo oggi sposerebbe un po' quello che dice Benigni nella Voce della Luna di Fellini. Signori, forse ci vorrebbe un po' di silenzio. Parliamo troppo, esterniamo troppo. In questo momento, tra l'altro, la televisione manda un'immagine, no, dell'immagine appunto dello Spirito Santo, no, di Cristo, e la manda in diretta inquadratura fissa, un'inquadratura che dal punto di vista televisivo sarebbe in qualche modo nulla, che invece in questo momento assume un significato molto forte, no? L'asciuttezza. Il Papa sta pregando in questo momento, inquadrature molto semplici, dietro la piazza vuota, e questo silenzio in qualche modo credo che Ugo lo sposerebbe. Eppure lui amava molto la parola, per lui la parola era importante, era un grande anche dicitore. Parlava in modo forbito ma diretto. La bravura di Ugo, la straordinarietà di Ugo era anche nel fatto che lui riusciva a essere alto e basso al tempo stesso. Quando lui cita, fa la battuta, il verso sullo share, no? Anche con abbastanza forte la battuta, no? Insomma, lo share va dietro, si mette con grande godimento lo share dietro. In realtà poi lui sta parlando da persone che ha fatto anche una certa televisione. Per esempio, lui è stato anche conduttore di Domenica In. No? E quindi conosceva bene i meccanismi anche dell'audience, no? I numeri, quanto tu potevi attirare l'attenzione, il rapporto con la pubblicità, tutti aspetti che conosceva molto bene, sulle quali era capace di mettere il suo umorismo. Ma il fatto che lui abbia fatto anche Domenica In e che abbia partecipato anche alla televisione cosiddetta più di consumo, di intrattenimento, in qualche modo era dettata, oltre che dal fatto che il lavoro è lavoro, ma dalla sua curiosità. Ugo non amava i compartimenti stagni e quindi inevitabilmente andava come dire, a confrontarsi anche con qualcosa che conosceva di meno. Nel documentario lui dice a un certo punto, beh, sai Gianfranco, io a parte la messa cantata e le dirette di calcio, io ho fatto tutto. E questo è tipicamente gregottiano, è tipico suo.
Sulla parola, sull'eccesso di parole ha avuto sicuramente da ridire, perché era un uomo che amava parlare, amava conversare, amava insomma in qualche modo comunicare con gli altri, ma era un uomo anche che accettava e considerava la forza del silenzio. E Allora, quindi insomma io lo vedo non come una persona, cioè quando si dice Ugo era umoristico, cioè, era una persona che aveva l'umorismo e la gravitas, che sapeva anche dosare a seconda dei momenti i suoi stati d'animo. Poteva essere un grande istrione, infatti sempre nel documentario lui dice, beh, io ho interpretato me stesso, quindi sono metà me stesso, no? Giocava molto pirandellianamente. E a questo poi voglio arrivarci un po' più avanti, proprio per riflettere con te, che sei uno dei massimi esponenti del documentario italiano, proprio su alcune questioni legate al linguaggio. Prima di passare a un paio di domande che stanno già arrivando, volevo fare chiudere un secondo proprio quello che stavi dicendo, perché al di là dell'intervista che tu fai a Gregoretti, c'è un momento di Omicron, solo uno dei film tra i più interessanti, no, di Gregoretti, ed è il momento in cui c'è un drappello di giornalisti a fianco al medico che sta per, che devono intervistare, perché vogliono capire che cosa sta succedendo, questo strano caso, no, poi di quest'uomo. E in quel momento c'è lo scambio di pernacchie tra il fotografo e il protagonista, uomo alieno, insomma, e lui, il professore, li porta fuori, e lo stesso Gregoretti, che in quel momento, no, interpreta il ruolo del giornalista che vuole stare lì fino in fondo, grida ai 12 milioni di telespettatori che hanno bisogno, no, che devono sapere qual è la verità. Allora, io ci ho trovato veramente in quel momento una critica intelligente in punta di fioretto nei confronti, no, di quel fare giornalistico che oggi è poi diventato, no, questo circo mediatico che stiamo vivendo. È molto interessante. È il diritto all'informazione che diventa poi circo mediatico. Una cosa sola, parentesi velocissima, è quella, non è un'intervista, Ugo, la mia, è una conversazione con Ugo. Conversazione, certo. Mi piace dire, come dice il grande Nicolas Philibert, regista, documentarista e amico, dice: io non faccio un film su, ma faccio un film con. Infatti è una conversazione con Ugo Gregoretti. Detto ciò, sì, quel momento è interessante. Tra l'altro fa pensare il medico, la scienza, lui è quest'uomo venuto da un altro pianeta che viene in qualche modo, e c'è il discorso della manipolazione, diciamo, anche lì vicino al coronavirus ci siamo in qualche modo, ma la cosa interessante è che appunto lui è attore in quel momento, è uno dei giornalisti, no? Dice: noi abbiamo il diritto di comunicarlo, ci sono persone di persone. La cosa divertente è che, se ci fai caso, io sono andato proprio col Free, sono andato proprio a fare il fermo fotogramma. Quando lui esce fuori dalla porta e sta per chiudere, il dottore, il professorone sta per chiudere la porta, lui sorride. Lui sorride, si diverte di quella battuta. Si vede appena che sorride, non te ne accorgi, lo devi vedere proprio così, ma lui sorride appena, perché ormai stiamo allo stop, sta dando lui stesso lo stop, e sorride perché gli divertiva molto quella scena, insomma. E anche lì appunto il rapporto con i media, no, diventano sempre importanti per lui, ma con questa posizione, questo stare dentro e fuori, cioè lui è fuori perché è ironico, ma ci sta anche dentro, per cui fa Domenicaino, ed è un regista televisivo negli anni 60 che fa delle cose straordinarie, come Controfagotto, per esempio. Il Circolo Pickwick, poi. Sì, lì arriviamo agli anni 70, poi arriviamo a Viaggio a Goldogna negli anni 80, fino appunto a arrivare a Viaggio a Goldogna dovrebbe essere proprio del 1980, non vorrei sbagliarmi, ma insomma penso anche alle Uova Fatali di Bulgakov, insomma ha fatto delle cose straordinarie, sempre in bilico tra l'alto e il basso. Mi ricordo l'emozione una volta di trovare questo libricino di un programma televisivo che lui fece, di cui non sapevo nulla, che era un libricino che era tratto da questo programma televisivo, da lui scritto, quindi la sceneggiatura fondamentalmente, dei Tigri di Montprashen. Cioè, quindi qualcuno si era interessato anche a sangue, no? Vuol dire, sì, per cui poteva partire dai Tigri di Montprashen e arrivare a Bulgakov. Anche questo, insomma, lo faceva come dire, una persona che oggi, ma al di là poi delle facili parole, no? di
fare in qualche modo, no, non voglio fare un'epopea gregorettiana, però Ugo è moderno nella misura in cui riesce proprio a lavorare su questo rapporto alto-basso. La sua modernità è tale, e addirittura ha giocato in anticipo sui tempi, tant'è che era un uomo anche di successo, che aveva una sua simpatia, ma allo stesso tempo, oltre che grande talento, ma allo stesso tempo, insomma, voglio dire, comunque anche televisivamente ha avuto, dopo la riforma del 75 della RAI, ha avuto uno spazio anche in prima serata, ma prima non erano spazi in prima serata, a parte il Circolo Pickwick, che degli anni 60, come ricordavi tu, che è il suo primo grande successo, dove reinventa anche lo sceneggiato televisivo, andando a contaminarlo col giornalismo, no? Per cui lui indaga dentro l'inchiesta della letteratura, certo, esattamente, assolutamente. Allora, grande modernità da questo punto di vista. Io proprio su questa modernità vengo a una prima domanda che è arrivata via mail, e che è di Silvia, che ci dice: guardando questo bel ricordo di Gregoretti mi sono chiesta come mai di lui si parli poco, uomo di cinema ma anche inventore di serie televisive e regista teatrale, in grado di spiegare i monumenti come uno storico dell'arte e raccontare con la passione la storia del Risorgimento, autore di documentari quando non erano così di moda e molto altro. Non è che è troppo in anticipo sui tempi? Ciao Silvia. Ma secondo me sì, è vero Silvia, però insomma secondo me Ugo paga il fatto di non accettare la parcellizzazione del sapere. Io ho una mia teoria, ne parlai pure con Ugo 2-3 anni fa. Questo è un paese dove tutto quanto è incerto e provvisorio, quindi ognuno cerca di ritagliarsi, che sia l'università, il mondo dello spettacolo, tanti un po' dappertutto, di ritagliarsi un proprio spazio, specializzandosi in qualche modo, no? È quello di cui spesso rimprovera l'università, no? Che è chiusa perché ognuno ha un suo potere che si tiene ben stretto. E arriva questo signore e infrange tutto questo, cioè non accetta questo senso di precarietà che attraversa un po' la storia del nostro paese, in cui chi può si rifugia nel suo fortino, magari costruendoselo, insomma. Ugo non si costruisce nessun fortino, ma anzi apre le porte, toglie le palizzate e apre. E questo è stato un problema. Anche magari con questa idea dell'inclassificabilità, cioè essere inclassificabile. È un regista di cinema, un regista di teatro, si interessa di lirica, dirige un festival come a Benevento, il Maggio Fiorentino, torna al cinema, fa politica, fa documentari anche politici, penso a un film come Contratto del 70, un film sul contratto appunto dei metalmeccanici, grande momento storico, no? Delle vicende sociali italiane. Insomma, spiazza, è un uomo di sinistra, ma non nasconde nulla il suo essere anche aristocratico, no? Una nonna aristocratica, lo racconta anche in Conugo. Non si camuffa, ed è come dire, un uomo che difende dei valori, ma allo stesso tempo non crede in questa finta grandicità che passa anche attraverso lo specialismo. Io sono bravo a fare solo i film per il cinema, io faccio solo la televisione, io invece scrivo libri e basta, no? Non è improvvisazione, ben inteso, aveva la cultura Ugo per fare questo, ma certo che altri tuttologi sono un po' improvvisati, ma non apparteneva ad Ugo, che però di fatto diventava nemico di quel mondo che si aggrappa appunto alla specialità, si aggrappa in qualche modo ai compartimenti stagni. Ugo era un nemico dei compartimenti stagni, e questo me lo fa piacere, me l'ha fatto considerare un amico e innanzitutto un maestro. Allora, c'è un momento secondo me molto bello che fa capire, del documentario, che fa capire quanto Gregoretti fosse davvero indipendente, no? Visto che si parla di cinema, siamo nel campo dell'indipendente, mi piace pensare così. Lo scambio con l'amata moglie in quel momento, quando sta dicendo mi hanno invitato, devo andare, no? A questa riunione ci saranno politici, ci saranno esponenti di importanti associazioni, quindi devo scegliere la giacca, ne voglio una particolarmente frivola. Allora, io credo che dietro a quella battuta ci sia, da questo punto di vista, no, proprio l'idea di quanto lui
oramai potesse esprimere la sua totale libertà e la sua totale indipendenza rispetto anche agli ambienti, perché è un uomo libero. In quel momento, secondo me, con quella battuta è centrale, ecco, rispetto alla sua vita e rispetto anche al suo modo di pensare da intellettuale. Sicuramente sì. Sì, lui vuole essere frivolo a una riunione molto seria, Molto il che non seria. vuol dire che non sarà serio a quella riunione, ma si permette anche di giocare, insomma, con la seriosità, insomma, e questo secondo me è importante. Dopo lui si prestò, no, a indossare una serie di vestiti, no, perché appunto amava anche un po' rappresentarsi e giocare, ma la parte migliore lì se la gioca sua moglie Fausta, perché Fausta, mentre appunto ricama, lavora ai ferri, no, dice: io dopo vado a giocare a burraco. Dice: allora non partecipi con noi a questo documentario. Gli dice Ugo, dice no. E così lei in diretta ci ha concesso una ripresa, ma si è tolta di mezzo, affidando tutto quanto a Ugo. È stata bravissima Fausta in quell'occasione. Con grande nonchalance ed eleganza se ne è uscita fuori dal documentario, ma in qualche modo ha partecipato. È degna moglie di Ugo Gregoretti, insomma, che coppia, ragazzi. Assolutamente sì. Allora, ritorno a delle domande che arrivano. La prima, in qualche modo, secondo me hai già risposto, comunque la leggo volentieri da Facebook. Bianca, ho visto e mi ha molto divertita la conversazione che, oltre a essere semiseria, ho trovato divertente e intelligente. Tu che hai avuto l'onore di conoscerlo, cosa ti direbbe oggi Gregoretti con la sua ironia come approccio all'esistenza su questa drammatica situazione che stiamo vivendo? Ecco, tu all'inizio un pochino questa cosa già l'anticipavi. Unisco una seconda domanda che invece ci arriva da Alessandra su YouTube. Gianfranco, qual è il tuo lavoro più gregorettiano? Vabbè, la prima domanda forse direbbe: sai Gianfranco, io non credo come te, ma siamo nelle mani di Dio. sì, un bel paradosso gregorettiano. Potrebbe dirlo. E poi, niente, no, film... Sai, io ho sempre un po' guardato i suoi lavori, l'umorismo per me è fondamentale e in molti documentari ho provato a fare quelle che un po' scherzando chiamo docu-comedy, nell'America Roma, in cui racconto il fenomeno degli spaghetti western come metafora della Roma degli anni 60, piuttosto che i Latina Littoria, che diventa una sorta di commedia dell'arrivo del berlusconismo in provincia. A me è successo anche in altri lavori in cui magari trattavo di argomenti drammatici come nel Sol dell'Avvenire, l'origine delle Brigate Rosse e a Reggio Emilia, però non ho mai voluto rinunciare a un umorismo, cioè cogliere sempre il lato buffo delle cose. Siamo tutti quanti dei poveri mortali che insomma che camminiamo su questa terra, vaghiamo e bisogna sapersi vedere in questo modo. Anche il nemico mi piace vederlo in questo modo. Da parte mia forse c'è più un agire cristiano, insomma, no? Per cui insomma siamo un po' tutti quanti dei poveri cristi che attraversano la terra. Ugo non apparteneva a questa cultura, era anche più laico, ma allo stesso tempo però io mi rivedo in lui nel momento in cui colgo anche il lato buffo della vita. Quando ci si prende troppo sul serio, quando la situazione fa seria, io sono sempre un po' preoccupato, un po' allarmato, ci vedo sempre una finzione. Io penso che invece la commedia, l'umorismo fanno parte proprio della realtà, basta saperle cogliere. Certo, per rimanere invece proprio sulla struttura, ma rimanendo anche un po' su quello che stavi dicendo, penso ad esempio a Scoria in libertà, giusto per dirne uno. Non è il primo caso in cui tu scegli di entrare all'interno, no, della narrazione del documentario. Sempre partendo dall'esempio di Gregoretti, ma arrivando anche a poi quello che tu hai fatto tuo come esperienza. Cosa ti muove dal decidere di entrare, di metterti in scena come narratore e quindi come regista all'interno della scena rispetto a stare dietro la macchina da presa e quindi osservare la realtà e raccontarla? Beh, io l'ho fatto un po' in diversi film, l'ho fatto anche nell'America Roma, l'ho fatto Viaggio intorno alla mia casa, l'ho fatto in 4-5 film documentari, sia più brevi sia lungometraggi, anche con una certa ritrosia, perché a me piace più quando racconto da fuori, ogni tanto mi piace investire me stesso, ma se ci ho pensato per lungo tempo e non l'ho fatto subito, la prima volta l'ho fatto appunto verso la fine degli anni 90 con l'America Roma,
e perché avevo come modello Ugo Gregoretti. Mi era già capitato di vedere, perché era uscita una collezione di VHS contro Fagotto, ma Ugo aveva una capacità di stare davanti alla macchina straordinaria che io certamente non ho. Cioè questa capacità di praticamente di stare davanti alla macchina da presa, rimanendo se stessi, ma recitando anche se stessi. Certo. Tutto il gioco di Gregoretti è in bilico tra finzione e realtà, e secondo me è strettamente legato poi alla tradizione italiana, dove il documentarismo puro non c'è mai stato realmente. Il neorealismo è in qualche modo un documentarismo portato nel cinema di finzione, così come tutto il nostro documentarismo del dopoguerra, i corti piuttosto che lunghi, è spesso di grande costruzione. Noi italiani non crediamo molto nella realtà, perché la realtà ci ha sempre fregati. In 2000 anni abbiamo visto invasioni di ogni dove. Come fai a credere nella realtà? La realtà è sempre qualcuno che viene a trovarti e ti fa pure del male. Secondo me dentro l'inconscio collettivo noi ci portiamo questa diffidenza, e alcuni di noi registi negli anni 90, eravamo trentenni, hanno portato il documentario cosiddetto di creazione, al quale Gregoretti come Lizzani guardavano con grande sorpresa, come qualcosa di strano. L'abbiamo portato magari con dei modelli che potevano essere quello del cinema francese, documentaristico francese, piuttosto che quello americano. Ricordo che una volta Cito Maselli mi disse: ma come fate a fare i vostri film in presa diretta? Io doppio tutto, ho sempre doppiato tutto. Ecco, era questo un po', cioè in qualche modo loro, tutti, insomma, loro, parlo di Scola, parlo di Gregoretti, parlo di Maselli, erano di Monicelli, dei grandi costruttori, e volevano manipolare in qualche modo la realtà, sentivano questo, l'idea dell'idea documentaria gli apparteneva fino a un certo punto, perfino a Ugo, che ha spiegato il documentario. La sua opera prima, che è La Sicilia del Gattopardo, è straordinario da questo punto di vista. Lui è un cronista che entra 60 anni fa. È un film anni fa, esattamente di 60 anni fa. Ugo entra nel mondo degli aristocratici siciliani e costruisce un ordito, un racconto, e costruisce anche ricostruisce anche la realtà. C'è sempre la fascinazione che parte dalla realtà ma la reinventa. Anche Ugo, che è più documentarista rispetto ad altri registi, suoi colleghi, suoi coetanei, in qualche modo tradisce costantemente la realtà. Per cui c'era questa fatica, insomma, tant'è che quando io Ugo lo interrogo con Ugo, dice: ma tutto quello che stai facendo, sei tu o non sei tu? Diciamo che sono io a metà, dice lui. Un po' fingo e un po' è vero. E questo un po' fingere, un po' in vero è molto italiano, Tant'è che noi non abbiamo inventato il documentario moderno, no? Non abbiamo avuto il cinema verité, non abbiamo avuto il cinema diretto, lo abbiamo inseguito, ma abbiamo inventato il neorealismo. E abbiamo poi, io chiamo i tre grandini, Zavattini, Rossellini, Pasolini, che in qualche modo con la realtà ci hanno fatti i conti in una chiave poetico-evocativa, oppure didattica, come nel caso di Rossellini, o addirittura militante, come nel caso di Zavattini. E Ugo si inserisce in questa scia di grandi costruttori in un paese che diffida storicamente della realtà. La nostra generazione si è confrontata, la prima, quella di chi oggi è cinquantenne, con il mondo esterno, con l'Europa, con altre cinematografie, e abbiamo portato dentro qualcosa da fuori, creando degli innesti. Questo è quello che ha fatto Gianfranco Rosi, piuttosto che Piperno, piuttosto che Rossetto, o Ilaria Freccia e altri colleghi, che sono tutti quanti riconducibili alla mia età. Tutti siamo usciti tutti un po' inizi degli anni 90, insomma. Ed è su questo, come dire, il discorso potrebbe farsi lungo, perché sarebbe interessante ragionare su come anche la finzione stia sposando molto, un certo tipo di finzione, soprattutto quella di alcuni giovani autori molto interessanti, stia andando proprio nella direzione del documentario e viceversa, cioè quanto il cinema del reale e della fiction nel nostro cinema degli ultimi anni si stiano l'uno cercando con l'altro. Però rispetto a quanto dicevi si inserisce giusto appunto una domanda di Rita che ci manda via mail: per chi come me lo guardava alla televisione, Gregoretti è stato prima di tutto un importante divulgatore culturale. Assolutamente sì. Pensa che ci sia un suo erede televisivo?
Allora, vabbè, insomma, faccio una cosa, è appena finita la diretta con il Papa, e sono più Sì. tranquillo, perché sentirmi in diretta mentre il Papa, diciamo, su una E situazione molto grave, mi faceva un po' vergognare, devo ti dirti un senti po' più così. Adesso sono più sollevato. tranquillo, tra l'altro poi ero su Sky 24 che mi ha dato subito la pubblicità, insomma, questo per Ecco. dire, su questo Ugo ci scherzerebbe abbastanza. E a questo, dopo questa domanda, ci vengo invece facendotene un'altra proprio, che ho in testa e che mi stai Ma non ho risposto anticipando. alla domanda Ecco, precedente. esatto, vediamo la domanda di Rita. Sì, lei poneva la questione di chi è l'erede. È difficile, sai, per certi versi potrebbe essere anche un Fiorello l'erede, ma Fiorello non ha la statura intellettuale ed è un grandissimo artista. Credo che non si offenderà Fiorello se dico questo, nel senso che sa bene chi è Gregoretti. Ci sono alcuni grandi personaggi televisivi, insomma, ma non c'è quell'arguzia, quella intelligenza, quello anche spirito intellettuale, allo stesso tempo anche intriso di politica nel senso più nobile del termine, in molti personaggi di oggi che hanno altri tipi di verve, sono più legati all'intrattenimento. Giustamente Ugo dice sono anche un pedagogo, si Sì. preoccupava, come un po' tutta quella generazione, di trasmettere un sapere. E d'altro canto era la stessa preoccupazione che avevano, che so, Rossellini o Pasolini. No, Rossellini si considerava anche lui un regista pedagogo, no? Il suo cinema pedagogistico degli anni 60 e che fatto con la televisione era molto interessante, così come le incursioni nel documentarismo dello stesso Pasolini, no? Era un'esigenza, si sentiva di trasmettere qualcosa agli altri. Oggi manca questa aura, manca questa capacità trascinatrice, manca appunto questo spessore, secondo me, e ci riguarda un po' tutti, intendiamoci. Per cui io per ora ci sono grandi e interessanti personaggi televisivi, ma non riesco a vedere un erede di Ugo Gregoretti. Allora, prima di venire a un'altra interessante domanda che è arrivata, ti faccio quella che avevo in mente, che mi stavi per l'appunto anticipando. L'altra scelta cinematografica di oggi, l'altra proposta è stata Rogopag. Sì, Ora, volevo un attimo con te soffermarmi proprio sull'episodio diretto da Gregoretti, quindi il Pollo Ruspante. Pollo Ruspante, certo. Ecco, quanto dicevi un attimo fa, il Papa ha dato la benedizione, ha parlato al mondo intero in una piazza vuota completamente, in un momento storico come questo, spazio alla pubblicità. Allora, quanto è stato ferocemente e intelligentemente anticipatore rispetto, no, a quanto poi abbiamo vissuto nei decenni a seguire. In parte, come dire, quello che Gregoretti fa con la sua ironia, con uno humor questa volta molto nero, lo riguardavo oggi, ed è a tratti quasi orrorifico il Pollo Ruspante. In parte stavi citando Pasolini, ecco, Pasolini di quello che sarebbe poi successo lo scriveva nell'ultima parte, nei suoi ultimi scritti, quindi metto assieme due intellettuali che avevano anticipato quanto stiamo vivendo oggi, e il Pollo Sì. Ruspante a mio avviso è una delle analisi sociologiche, no? Sui consumi, sulla società dei consumi, secondo me di un'attualità incredibile. Sì, sono d'accordo con te. Tra l'altro in quell'episodio, a parte l'episodio della ricotta di Pasolini che è Sì, straordinario, ma secondo me, come si dice a Roma, Gregoretti a Godard e a Rossellini gli dà una pista. sì, Quel cortometraggio, secondo sì, me, con Ugo Tognazzi, padre di sì. famiglia, è straordinario. È uno sfottò della società dei consumi e immagino quanto avrebbe riso anche un po' amaro rispetto a quello che è successo poco fa, mandare subito la pubblicità dopo la benedizione papale. C'è qualcosa, però in più all'epoca c'era ancora la possibilità di trovare un umorismo, questo mondo sembrava ancora non così fagocitante. Oggi ci siamo dentro, lo viviamo, siamo noi, coloro che consumano e che pretendono continuamente di consumare, quasi inconsapevoli, facciamo parte del gioco, come si dice, siamo sistema. All'epoca si Sì. poteva ancora guardare con un certo distacco e, come dire, il ruolo dell'intellettuale anche attraverso il cinema era fondamentale. Per cui si diventava sì castigatori di costumi, ma allo stesso tempo si costringeva lo spettatore medio a leggere
a leggere la realtà in una chiave diversa dal mainstream. E Ugo sta dentro e fuori, perché Ugo fa parte dell'industria cinematografica televisiva, ma allo stesso tempo è fuori perché riesce sempre a in qualche modo imporre, così come avrebbe fatto con Omicron Certo. in quello stesso periodo, uno sguardo altro, che in qualche modo ha contribuito un po' a emarginarlo, perché Ugo avrebbe avuto bisogno, secondo me, avrebbe meritato più attenzione da parte del cinema. Ha pesato il suo aver fatto anche se si è sporcato, tra virgolette, le mani con la televisione, ma ha pesato anche il fatto che il suo era uno sguardo che poteva essere anche molto critico, molto feroce, e sai bene che il riso può essere molto più duro e intollerabile del drammatico. Certamente. Questo Ugo penso che lo sapesse molto bene, insomma, era pronto anche in qualche modo a pagarne le conseguenze, ridere della realtà, ridere della seriosità o cosiddetta serietà di cui noi tutti ci investiamo attraverso il nostro ruolo sociale, è qualcosa che il potere trova abbastanza insopportabile. Mentre in qualche modo il dramma ha in sé, come dire, a volte una pietas, in qualche modo partecipare al dolore degli altri, che rende anche agli occhi del potere più sopportabile. Insomma, è più sopportabile un assassino, cioè un assassino drammatico, di quanto non lo sia uno sberleffo. Certo. E questo lo sapeva molto bene la commedia dell'arte. Poi io, sai, l'origine napoletana, per me certo. tutto questo fa parte anche un po' della mia cultura. Senti, ma una cosa mi sovrasto di nuovo, ma vuol dire, è incredibile comunque una cosa, no? Pensavo ai film di Paolo Sorrentino, pensavo ad Abebus Papam di Moretti, film bellissimi, no? Anche la serie The New Pop, come la precedente, a me è piaciuta molto, eccetera, ma la realtà ancora una volta ha vinto sulla fantasia, signori. Il Papa che cammina, appunto, che cammina su Via del Corso, no? Altro che Michel Piccolina, Abebus Papam, e per non dire appunto di tutti gli eccessi barocchi, ma lo dico eccessi, li dico in senso bello perché amo il cinema di Paolo Sorrentino, rispetto a quella piazza vuota, no? È straordinario, ma in realtà riesce a superare la fantasia. Noi col cinema non ce la facciamo, disperatamente ci proviamo, ma il nostro sogno prometeico è costantemente frustrato dalla realtà, che è capace in qualche modo di offrire molto di più e di sorprenderci. E questa cosa la trovo meravigliosa, perché a volte pensiamo che la realtà sia noiosa, perché corriamo, ci stanchiamo. Adesso siamo costretti a stare fermi, è una strada vuota, è una piazza vuota, ci arrivano in tutta la loro anche drammaticità, ed è notevole come appunto la realtà possa imporsi allora, su qualunque costruzione. Su questo ti faccio una mia ultimissima domanda e poi leggiamo in conclusione un'ultima che ci arriva da Facebook. La domanda che ti faccio è, tu hai alle spalle tra più corti o più lunghi di documentario una roba, credo, oltre 40 lavori fatti. Quindi la domanda ho perso il numero, mi disse cosa ho perso il numero. Ti faccio una domanda dopo una lunghissima carriera nel mondo del documentario. Guardando con Ugo, ci sono stati due momenti che mi hanno fatto riflettere. Il momento in cui incrociate La sposa in rosso e il momento in cui Ugo, invece che girare con la sedia da regista, portano questa sedia da osservatore, che già di per sé ti fa già capire iconograficamente qual è la differenza. Il baston sedile si chiama. Il baston sedile viene gentilmente spostato dalla donna delle pulizie, insomma dalla persona che lavora per la pulizia delle strade a Roma. Quindi, che cosa ti ritorna la domanda? Due momenti in cui la realtà sovrasta la narrazione che tu in quel momento avevi fatto, o perlomeno avevi in testa. Quindi, esattamente così, ma sono due cose insieme. In quel momento, dato appunto il documentario, l'ho girato alla macchina, c'era un mio collega e carissimo amico che è Giovanni Viperno. Grandissimo Giovanni. Sì, Giovanni che in fatto di umorismo c'è da una pista appunto di lui, insomma, quindi ero anche avvantaggiato. Poi il film ho montato anche con Marzia Mete, bravissima montatrice con cui ho fatto tante cose, oltre che veramente una carissima amica. Ma insomma mi ricordo quando appunto in piazza Navona davanti alla fontana Ugo mette la sedia, arriva una signora e dice guardi lei si deve spostare e passa quella cosa. Tutto quello è arrivato con un piano sequenza
che io e Giovanni ci godavamo in diretta. Assolutamente. E chi se l'aspettava? Cioè, nel senso che sembrava quasi tutto costruito, no? Lui si siede, la donna entra, lui si alza, poi mentre sta uscendo fuori campo arriva praticamente la macchina che spazza, che pulisce tutto. Sembrava tutto quanto dice adesso avanti la pulitrice, entra, esce Gregoretti. No, è tutto casuale. La realtà ti fa dei regali. Se tu ti diverti e nella realtà ci stai, la vivi, la senti, la percepisci, la realtà ti fa sempre un regalo. Il problema non è quello che noi vediamo, ma noi come sappiamo e vogliamo vedere. Questa è, se vogliamo parlare di trucchi del mestiere, non è manco un trucco, è la curiosità reale. Allora la realtà poi ti sorprende, ti arrivano certe cose all'improvviso che neanche ti aspetti, che ne capitano 4 o 5, come giustamente tu citavi prima. Io e Ugo incrociamo questo matrimonio. Allora ho detto Giovanni, giriamolo subito, avviciniamo, ci siamo avvicinati e commentiamo come due signori, come l'abito rosso, questo abito rosso un po' kitsch, no? E lui cita la nonna che avrebbe detto Gesù, Madonna mia, pure l'abito rosso. E allora in tutto questo insomma, vedi che la realtà è sempre lì in agguato con le sue sorprese, a volte anche sorprese terribili, però cogliere il lato buffo della realtà dipende da come tu ti poni rispetto alla realtà. Non stai solo vedendo, ma vuoi vedere qualcosa, sai vedere qualcosa, desideri vedere qualcosa e non vuoi fuggire da qualcosa che non ti piace. Quindi necessita un'apertura mentale di cui sicuramente Ugo era maestro. Allora, io chiuderei con quest'ultima domanda che è arrivata, Enrica, da Facebook. Con Ugo è una bella occasione per scoprire alcuni lati ignoti di Gregoretti. La passione e l'attivismo politico suo e di quella straordinaria generazione di autori è invece cosa nota. Come è cambiato nel tempo il rapporto tra i registi e l'impegno politico? E secondo lei oggi per un regista esporsi può essere un problema? Grazie e complimenti per il suo lavoro. Grazie. No, niente, allora, oggi è un po' diverso. Allora, non so se fingere una risposta corretta e pulita o essere un pochettino onesto con me stesso e con voi altri. Diciamocela tutta, in questo paese oggi non si può dire tutto. Un tempo lo si poteva dire perché eri anche protetto dalla sinistra storica, pensa al ruolo del Partito Comunista, eri protetto nel senso non negativo del termine, comunque sapevi di non essere solo, c'era un noi. Noi siamo invece noi, la mia generazione, quelle che seguono, siamo un po' figli del cosiddetto pensiero debole, quindi è tutto molto relativo, non viviamo questo senso della militanza, sicuramente siamo a volte meno rigidi e ottusi di quanto potesse essere una persona molto ideologica del passato. Certo. Ma sicuramente c'è un fatto, se questa ideologia io l'ho vista forte quanto poi il tradimento di quell'ideologia nell'anarchia totale, l'ho visto nella generazione più degli anni 70, quella dei nostri fratelli maggiori, non la vedo nella generazione dei nostri padri, i quali è vero che avevano le loro idee, è vero che politicamente erano molto anche schierati, no? Difendevano un tempo, io mi ricordo di mio padre vecchio socialista, sindacalista, certe discussioni ci si accapigliava per dei principi e delle cose, però poi di fondo, forse perché avevano visto la guerra, forse perché avevano visto la povertà, avevano visto un altro mondo, poi c'era una sorta di pietas indiretta, che tu fossi credente o meno. Cioè, poi c'era un'apertura, mentre invece in qualche modo noi viviamo una società che sì è più aperta, ma proprio perché è aperta e indefinita ci porta a volte a essere indirettamente, involontariamente chiusi, insomma, no? E incapaci di pensare politicamente nel senso più ampio del termine. In tutto questo si aggiunge il fatto che secondo me nell'ambiente anche cinematografico, ma non solo, non si può dire veramente tutto, e da uomo di sinistra è un problema che non riguarda solo i cattivoni della destra, che a me ci sono, ma che riguarda pure la mia famiglia politica. Io non credo che in Italia ci sia la possibilità di raccontare tutto. Certi film non so se ce li farebbero fare, forse non abbiamo il coraggio di alzare la voce a volte, forse non abbiamo neanche però quel carisma che avevano i nostri padri. Sì, avevano mille difetti, erano anche una generazione molto maschilista, era una generazione che sicuramente
aveva anche molto da farsi perdonare, facevano un po' come volevano, però avevano un carisma e una capacità di convincimento straordinaria, insomma, per cui io penso sempre che il più bel paradosso del cinema italiano è pensare che Pasolini abbia fatto Accattone con Alfredo Bini, che era un fascista. Sì. Ma vi rendete conto? E allora aridateci i produttori fascisti, dico io, scusa. A proposito di Rogopag, Esagero, ma non troppo. A proposito di Rogopag, no? Il progetto Rogopag è di Alfredo Bini, per dire, appunto. Esattamente. Quindi... E poteva succedere che gente di destra, perché certo De Laurentiis, Ponti, Peppino Amato, non erano persone di sinistra, però hanno in qualche modo prodotto il meglio del cinema italiano, che era fortemente legato a una cultura di sinistra. Allora mi domando perché questo oggi non è più possibile. Sì, abbiamo produttori anche molto bravi, penso a Enrico Film, a Nicola Giuliano, ma penso a Wilder, eccetera, però in qualche modo, non lo so, la nostra generazione e anche quella che seguita si è abituata a una sorta di acquiescenza rispetto a certe cose. Secondo me dipende anche dal fatto, e lo dico con ovviamente conscio dell'importanza anche del servizio pubblico televisivo e quindi anche di Rai Cinema, il fatto che abbiamo solo un riferimento, cioè che in qualche modo passare per la TV pubblica e passare per fondi pubblici non permette di poter dire tutto con grande libertà. Per cui è un paradosso che in una società dove c'era molta più censura politica, che era quella degli anni 50 e 60, ci siano dei film che a volte siano molto più liberi, politicamente più forti di quanto non lo siano i nostri. Si riuscirebbe oggi a fare Le mani sulla città? Può darsi pure che la nostra generazione non sia capace di farlo, ma ce lo farebbero fare un film così? Allora, da questo punto di vista, non lo so, faccio una riflessione, prendendomi anche una responsabilità. Forse la nostra generazione che è stata un po' pavida. Di questa cosa ne parlavo spesso con Ugo e lui diceva che effettivamente notava che eravamo un po' con la testa bassa. E lui era uno che si incazzava. Io mi sono trovato con lui un paio anche di festival in giuria, a volte magari difendeva dei film non particolarmente belli, però che avevano una forza politica, e mi colpiva quanto lui fosse veemente, no? Nel portare avanti, discutiamo e parliamo, ma questo deve passare. Noi siamo abituati, come dire, a nuotare in questa specie di mare sargassi, no? Che ci circonda. E questa cosa io la sento molto, cioè in un paese democratico e libero non sempre mi sento libero di poter raccontare quello che voglio. Con Giovanni Fasanella, e chiudo, fece un film, si chiama Il Sol dell'Avvenire, su origine delle Brigate Rosse, non siamo riusciti a fare negli anni successivi un film sul caso Moro, un film documentario così sul caso Moro, un film sul dopoguerra, i doppiogiochisti, i servizi segreti, cioè cercavamo di affrontare dei temi anche scomodi, magari sulla guerra fredda, sul nostro passato più recente e drammatico, e abbiamo trovato sempre degli ostacoli. Questa cosa capita. Ci scrive Stefano su YouTube, in questo momento leggo proprio l'ultimissima, forse perché la sinistra non sa più cosa dire? Ma forse perché la sinistra è diventata potere. Quando diventi potere, questo non vuol dire che non ti prendi la responsabilità di governare, ma quando diventi potere, in qualche modo preservi anche i tuoi, quello che tu ti sei guadagnato, nel senso nobile, non parlo in termini di soldi, quello che tu hai preso, che è il potere stesso, no? In qualche modo ci si siede su se stessi, e secondo me la sinistra ha smesso di guardare un po' al mondo, anche le miserie, le sofferenze del mondo. E questo è un dato di fatto. Poi ovviamente non è che sono tutti uguali, vuol dire, noi continuiamo a avere comunque registi più grandicelli e più giovani, straordinari, da Nanni Moretti a Pietro Marcello, quindi passando per Sorrentino, Garrone, quindi abbiamo anche una scenografia consistente, insomma, no? Importante, che attraversa ben 3 generazioni, pensando appunto a Bellocchio, a Gianni Amelio, passando per un Virzì e arrivando che so, ad Andrea Segre, per dire. Quindi voglio dire, consci del fatto che comunque c'è un cinema, però io sono convinto che il potenziale sia molto più grosso e che forse bisogna cominciare un po' a incazzarsi di più.
Gianfranco, grazie di cuore per questo bellissimo ricordo su Ugo Gregoretti, ma non solo. Posso un attimo salutare gli amici i Gregoretti che ci stanno un po' seguendo, Fausta, devi. ma i fratelli, i mitici 4 fratelli dei Gregoretti, non so se c'è Orsetta, non so se c'è Lucio, non so se c'è Pippo, ma qualcuno di loro ci sarà. Voglio dire, anche in loro ho trovato un'umanità e un'intelligenza e un'amicizia di cui li ringrazio, insomma, perché voglio dire, la famiglia Gregoretti, che è una bella famiglia, che ci restituisce un'Italia bella, ecco, mettiamola così. Grazie davvero, grazie anche a loro, perché anche e soprattutto al loro supporto hai potuto realizzare Certo. un bel... arriva un cuore, ci scrive la collega, da Lippo Gregoretti. Vedi. Quindi, Ciao Pippo. Da Filippo Gregoretti. Pippo è il più piccolo. Bene, e allora grazie davvero Gianfranco, in attesa di ritrovarti in futuro per uno splendido dialogo sul cinema del reale come quello che abbiamo potuto affrontare oggi, noi, come dire, vi diamo appuntamento a domani ancora con il cinema in salotto, sperando, come dire, sempre di ritornare il prima possibile a rigoderne in sala, quindi sul grande schermo. Grazie Gianfranco. Grazie e teniamo duro, Non sempre, molliamo. sempre. Pazienza, ci arriveremo, ne usciamo. Dobbiamo. Ciao Gianfranco. Ciao, Grazie. un abbraccio.